Oggi la 7ª cittadinanza onoraria al colonnello Vittorio Stingo, ieri compleanno del corpo dedicato ad Agrigento, capitale della cultura. 2 turisti violano i divieti, accedono alla Scala dei Turchi, uno cade, in difficoltà anche i soccorritori rimasti a loro volta bloccati, non escluso che vengano adesso sanzionati. Salute digitale, primo passo verso l'istituzione di un passaporto sanitario internazionale. Dovrebbe essere Marco Coppa il nuovo tecnico dell'Akragas in Serie D. La scorsa stagione ha allenato il Taormina. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Oggi apertura dedicata all'Arma dei Carabinieri con in testa il comandante provinciale di Agrigento, il colonnello Vittorio Stingo. Oggi è il giorno in cui riceve la 7ª cittadinanza onoraria, quella della città dei Templi, e venerdì 9 i sindaci di tutta la provincia gli conferiranno quella della provincia di Agrigento durante l'assemblea convocata dal commissario del Libero Consorzio Raffaele Sanzo. Ieri giornata di festeggiamenti dedicata ad Agrigento, capitale della cultura 2025, in occasione del compleanno dell'Arma dei Carabinieri, con annessa consegna dei riconoscimenti su chi si è distinto. Il nostro direttore Arturo Cantella. Cerimonia di consegna oggi della cittadinanza onoraria al colonnello Vittorio Stingo e quello della benemerenza civica al luogotenente carabiniere Guido Valenti. Alla cerimonia era presente il generale di divisione Rosario Castello, comandante della regione Sicilia Carabinieri. L'iniziativa si è svolta presso l'aula del Consiglio Comunale di Agrigento alla presenza dei consiglieri comunali, autorità civili e militari. È una cerimonia importantissima, si è conferita la cittadinanza onoraria al colonnello Stingo e la benemerenza al luogotenente Diego Valenti. Penso che sia un minimo che la città di Agrigento poteva fare, un riconoscimento non solo per il loro lavoro da grandi carabinieri, ma anche per senso civico, per quello che hanno fatto e quello che hanno lasciato ad Agrigento. La caserma dei carabinieri è diventata anche un museo archeologico e sono stati così bravi proprio da trasformarla e da renderla fruibile a tutta la cittadinanza. Agrigento è fiera di averli avuti qui con noi. Sì, la cittadinanza onoraria è il più alto riconoscimento onorifico del comune della città di Agrigento. Il Consiglio Comunale quindi ha voluto interpretare quelli che sono gli umori, quindi i sentimenti della città di Agrigento. Abbiamo voluto rendere quindi pubblico l'operato del colonnello Stingo e del luogotenente, quindi sancendo quindi questo quindi un rapporto quindi ancora più forte tra la città di Agrigento e l'Arma dei Carabinieri. Commosso ed emozionato, comandante. Sono veramente inorgoglito da questo pensiero della comunità agrigentina, sono particolarmente commosso, sì, perché agrigentino lo sono sempre stato dentro di me, ma questa volta viene sancito ufficialmente e l'amore che provo per questa terra, ma soprattutto per chi vive in questa terra, è incondizionato e continuerà ad esserlo, nonostante da questo momento in poi avrò una responsabilità in più. Diventa cittadino onorario della provincia, interamente tutti i comuni si sono espressi. Ieri ho ricevuto questa bellissima notizia ed è stato emozionante poter avere tutti e 43 sindaci intorno a me a darmi questo riconoscimento. Credo che sia un qualcosa di unico, un qualcosa di veramente raro, ma è altrettanto raro il sentimento che provo per questa fantastica comunità. Il ricordo di sua mamma è stato determinante. Sì, assolutamente, come ho più volte detto, mia madre mi ha sempre dato un messaggio chiaro, forte, quello che arrivato in questa terra me ne sarei innamorato e così è stato, senza dubbio. Adesso l'attende un delicato incarico a Roma. Mi è stato dato l'incarico di capo di Stato Maggiore di una grande unità complessa a Roma, sarà un incarico che condurrò all'altezza di chi me l'ha conferito, cercherò di fare del mio meglio come ho sempre fatto nella mia carriera professionale. Quale fotografia porterà via da Agrigento? Quale immagine in particolare? Di Agrigento ricorderò la gente, avrò nel cuore tutti voi agrigentini. Un riconoscimento importante quello di oggi che la città le ha voluto dare. Sì, sono molto onorato che il Presidente del Consiglio e il Consiglio del Comune di Agrigento mi ha dato questo riconoscimento diciamo dopo 32 anni di servizio, che mi onora tantissimo essendo anche cittadino di Agrigento.
dove io ho sempre portato Agrigento nel mio cuore, e ritornare ad Agrigento assumendo l'incarico di comandante di stazione di Sade Vagante per 2 anni alle dirette dipendenze del comandante provinciale mi ha fatto sì ancora di più aiutare la cittadina di Agrigento, quindi sono sempre onorato, e quello che dico sempre ai giovani è dare importanza alla propria esistenza, è quello che ci rende importanti fino alla fine. Umanamente Grazie. questo riconoscimento cosa rappresenta per lei? Umanamente rappresenta sempre il fattore che nella vita bisogna dare sempre qualcosa, non chiedere ma dare fino a quando, perché è importante aiutare il prossimo. E quello che noi facciamo è questo, dare nell'umiltà l'aiuto verso il prossimo. Dedica per questo riconoscimento? Come? Chi lo dedica questo riconoscimento? Io dedico sempre a mia moglie e mia figlia, che mi sono sempre stati accanto e vicino, anche perché è loro che sono nel sacrificio di stare sempre accanto a una persona che a volte manca a casa ma c'è sempre ed è sempre presente. Quindi essendo anche figli dell'Arma e mamma dell'Arma, diciamo che la vicinanza è sempre grazie a loro, è loro che ci dà la forza di aiutare il prossimo. Comandante, una breve intervista, oggi un momento importante qui ad Agrigento per festeggiare anche questa cittadinanza che abbiamo visto che tutti i comuni della provincia insomma, hanno espresso questo desiderio. È un grande senso di vicinanza delle comunità agrigentine verso l'Arma dei Carabinieri. Quindi il comandante provinciale rappresenta l'Arma nella provincia e questo è un segno di grande fiducia e di grande stima e di questo l'istituzione ne è pienamente orgogliosa. Grazie ai cittadini di Agrigento per questo affetto che ci riversa e che noi ricambiamo tutti i giorni con il nostro servizio quotidiano. Non capita tutti i giorni che un ufficiale venga amato così dalla città dove ha operato. Ma l'ufficiale, come tutti i carabinieri, sono parte della cittadinanza. Quindi viviamo appieno quelle che sono le tradizioni, le usanze della cittadinanza e ne facciamo parte integralmente. Viviamo la realtà del paese e delle città che ci ospitano. Anche ieri sera la festa in occasione dell'anniversario è stata proprio una standing ovation sia verso tutto il corpo dei carabinieri ma in particolare verso il colonnello Stinco. Un grande segno di fiducia e di affetto. In tutte le città siciliane, ad Agrigento un abbraccio intorno al comandante provinciale e a tutta l'Arma della città. Si è svolta ieri pomeriggio la festa dei carabinieri, alla presenza delle più alte cariche istituzionali della provincia. La cerimonia, a causa del maltempo, si è stata spostata dal Tempio dei Dioscuri al Teatro Pirandello di Agrigento. A passare la rassegna davanti allo schieramento dei carabinieri in grande uniforme speciale il comandante provinciale dei carabinieri di Agrigento, colonnello Vittorio Stinco, accompagnato dal prefetto Filippo Romano. Durante la cerimonia condotta dal collega Silvio Scrembi si sono esibiti i ragazzi della Compagnia del Tempo Relativo, coordinata dalla professoressa Lella Falzone, accompagnati dall'orchestra del liceo classico musicale Empedocle, diretta dal professore Consolo. Questi i riconoscimenti consegnati ai militari dell'Arma durante la cerimonia: attestato di pubblica benemerenza al valore civile al luogotenente Igor Sistilli, comandante della stazione di Porto Empedocle; attestato di pubblica benemerenza al merito civile all'appuntato scelto Domenico Avallone, addetto all'ufficio comando del provinciale di Carabinieri; encomio semplice al capitano Fabio Armetta, al luogotenente Michele Vaiana, al maresciallo ordinario Anna Fotia, all'appuntato scelto Giuseppe Gesmunto, all'appuntato scelto Diego Slim, all'appuntato scelto Fabrizio Piraino; encomio semplice al vicebrigadiere Giuseppe D'Asaro, la signora Antonella Pizzucco e al piccolo Gabriele Macaluso hanno ritirato il premio del papà, già maresciallo capo, Stefano Macaluso; encomio semplice all'appuntato Giuseppe Naro. Quindi il cavaliere di Gran Croce Gaetano Allotta sul palco ha consegnato all'anonima targa al maresciallo ordinario Luciano Mazzariello, comandante della sezione radiomobile di Agrigento, accompagnato dal comandante di stazione di Agrigento Cesare Imbrici, concessa con la seguente motivazione: sottufficiale che nel corso della carriera, sia nell'incarico di addetto al nucleo ispettorato del lavoro rivestito nel pregresso ruolo di appuntato, che in quello di addetto alla stazione di comandante della compagnia capoluogo, ha evidenziato una spiccata versatilità di impiego, adoperandosi con competenza e senso del dovere in ogni frangente operativo.
La serata si è conclusa con lunghi applausi per il colonnello Vittorio Stinco, che non sarà solo cittadino onorario di Agrigento ma di tutta la provincia. Infatti 43 sindaci hanno deliberato nei consigli comunali all'unanimità di consegnare la cittadinanza onoraria al comandante provinciale dei Carabinieri, che lascerà Agrigento a settembre per rivestire l'incarico di generale in un'altra sede. 209 anni che celebriamo qui nel capoluogo ad Agrigento e lo dedichiamo a questa città e a questa provincia. Capitale della Cultura 2025 sarà questo il leitmotiv di questa serata, in cui i ragazzi della Compagnia del Tempo Relativo immagineranno uno scenario fantastico in cui i greci si ritrovano 2500 anni dopo a visitare Agrigento, nuovamente capitale della cultura, già culla della civiltà e capitale della letteratura moderna. Parteciperemo anche alle premiazioni dei militari che si sono particolarmente distinti e ovviamente consegneremo il prestigioso premio a lotta. Incomi importanti quelli che segnano l'attività dei diversi carabinieri ad Agrigento. Sì, dedicati principalmente al contrasto mafioso, del crimine comune, ma anche attestati di benemerenza verso chi si è sacrificato per il bene superiore, per supportare, soccorrere dei cittadini in difficoltà. Purtroppo la location è stata cambiata per via del maltempo. Il tempo dei Dioscuri era la location prescelta, ma le condizioni meteorologiche ce l'hanno impedito e chiaramente siamo orgogliosi di poter essere qui al Teatro Pirandello. Certamente che è importante, i carabinieri sono l'Italia sostanzialmente, rappresentano con le loro uniformi storiche soprattutto, ma con la loro presenza poi quotidiana al di là delle forme, rappresentano il corpo di polizia che è diffuso sul territorio. Nei paesi più piccoli quasi non vi è comune in Italia che non abbia la sua stazione dei carabinieri, e quindi sono sostanzialmente un simbolo e anche una realtà effettiva della vicinanza dello Stato al cittadino. Ieri 2 turisti, violando i divieti, sono riusciti ad accedere alla Scala dei Turchi di Realmonte. Qualcosa è andato storto e sono scivolati. Uno dei 2 si è messo in salvo, mentre l'amico è caduto a valle. Il loro aiuto un operatore del 118 e un militare della Guardia Costiera di Porto Empedocle, che sono rimasti a loro volta bloccati. Le operazioni di salvataggio sono state condotte dai vigili del fuoco con mezzi speleologici. In volo anche un elicottero dell'aeronautica, mentre una motovedetta della Guardia Costiera ha dato supporto via mare. Non è escluso che i turisti vengano sanzionati. Un Green Pass valido per gli spostamenti in tutto il mondo, non solo per il Covid, ma come certificazione sanitaria globale. La Commissione europea e l'Organizzazione Mondiale della Sanità hanno sottoscritto un accordo per la salute digitale, primo passo verso l'istituzione di un passaporto sanitario internazionale. I dettagli nel servizio. Un'evoluzione. Trasformare il Green Pass in un documento digitale internazionale in grado di facilitare la mobilità a livello globale. Questa è la finalità del progetto della Commissione europea in accordo con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. I 2 enti hanno infatti siglato un partenariato per la salute digitale che mira a rendere il certificato Covid digitale dell'Unione Europea lo standard in tutto il mondo. Tra le novità potrebbe esserci, ad esempio, il suo utilizzo per sostituire l'attuale certificato internazionale di vaccinazione, ma ancora non è stato concordato. Il certificato digitale Covid è stato creato dall'Unione Europea per superare i numerosi certificati nazionali in materia di Covid-19 al fine di facilitare la mobilità all'interno della stessa Unione, dopo i blocchi e le restrizioni diffuse negli anni della pandemia più neri. In Italia è stato utilizzato anche ai fini interni, ma lo strumento è nato innanzitutto per superare il problema del mancato riconoscimento transfrontaliero dei test, per cui i viaggi all'interno dell'Unione erano diventati molto difficoltosi proprio in tempi di pandemia. In questo mese di giugno l'OMS adotterà il sistema di certificazione digitale Covid-19 dell'Unione Europea per istituire un sistema che contribuirà a facilitare la mobilità globale e a proteggere i cittadini di tutto il mondo, informa così l'esecutivo europeo in una nota. Si tratta, specifica la Commissione, del primo elemento costitutivo della rete globale di certificazione della salute digitale dell'OMS che si svilupperà
su un'ampia gamma di prodotti digitali. L'Agenzia delle Nazioni Unite, che si occupa di salute globale, potrà facilitare in questo modo il processo di diffusione e convergenza dei certificati digitali, sfruttando standard comuni, come pure la convalida delle firme digitali per prevenire le frodi. L'OMS non avrà accesso ad alcun dato personale, che continueranno però ad essere dominio esclusivo dei governi. In questo mese di giugno il primo elemento costitutivo di questo sistema globale diventa operativo, con ulteriori sviluppi previsti nei prossimi mesi. La partnership UE-OMS lavorerà poi per sviluppare il sistema sul piano tecnico, con un approccio graduale per coprire ulteriori casi d'uso che possono includere la digitalizzazione del certificato internazionale di vaccinazione o profilassi. A Messina arriva il ministro Matteo Salvini, ad attenderlo Ino Ponte. Vediamo. La verità è che in questo momento loro hanno semplicemente riavviato l'iter del ponte, non hanno ancora un progetto, non hanno i soldi. Questo però non ci rassicura proprio per nulla, perché il nostro timore è che loro, da incoscienti quali sono, possano pensare di produrre gli espropri, riavviare l'iter progettuale, spendere un sacco di soldi, magari aprire qualche cantiere, devastare la città, rendere la vita invivibile ai cittadini messinesi e calabresi, senza peraltro poi neanche arrivare al ponte sullo stretto. Quindi la nostra opposizione sarà più intensa e più dura di prima. Noi pensiamo che la nostra linea di condotto è il protagonismo delle popolazioni. Noi pensiamo che le popolazioni che sono contrarie, e pensiamo che la maggioranza dei messinesi per esempio siano contrari al ponte, si debbano attivare per evitare questa devastazione e questo sperpero di risorse che invece andrebbero utilizzate per esempio per gli ospedali, per esempio per le scuole, per esempio per il reddito. Però dico, se qualcuno volesse lanciare l'idea di un referendum consultivo, certamente noi non ci tireremo indietro, faremo la nostra battaglia senza nessun problema, siamo sicuri di vincere. Noi siamo contrari al ponte, abbiamo spiegato perché. Siamo contrari al ponte perché è un'opera devastante, siamo contrari al ponte perché probabilmente non si può fare, siamo contrari al ponte perché quelle enorme quantità di risorse, se davvero ce l'avessero, se davvero volessero spenderle sul nostro territorio, andrebbero utilizzate per cose molto più utili. Non capisco cosa ci sia di ideologico in tutto questo, piuttosto probabilmente se dovessimo metterla su questo piano ideologico è un po' la posizione del sì, perché è quest'idea un po' molto passata, molto del Novecento, per cui la grande opera produce lo sviluppo, e questa è una cosa ormai che non esiste più, cioè gli studi più recenti dimostrano che è esattamente il contrario, le grandi opere devastano i territori e sperperano denaro utile, quindi se dovessimo accusare qualcuno di posizione ideologica, questa è la posizione del sì. Abbiamo il dovere di governare, di fare le cose che abbiamo messo nel programma elettorale, di questo grande referendum che è stato fatto il 25 settembre, che ha portato al governo dell'Italia un governo di centrodestra a guida Meloni, con un ministro delle infrastrutture Matteo Salvini che è più determinato che mai. Sul ponte di menzogne ne sono state dette un'infinità negli anni, nei tanti anni, troppi anni, e soprattutto in questi mesi, da quando c'è un ministro che ha fatto del ponte la sua battaglia più importante, perché non perché è una medaglia da mettere al petto, ma perché strategicamente noi riteniamo che è l'unica opera, l'opera shock, che può far recuperare al sud quel gap infrastrutturale che ci divide dal resto del paese. Si riparte da un progetto che chiaramente va adeguato, va ulteriormente sottoposto a verifica. Si realizza in un'area che comunque è ben nota sotto il profilo del problema sismico. I geologi sono stati anche fortunati e bravi nel scegliere questo momento. Diciamo che oggi si apre questo convegno il 25 di maggio, 25 e 26, due importanti giornate di lavoro che daranno un contributo tecnico-scientifico assolutamente importante, che dobbiamo tenere conto. Fortunati perché abbiamo approvato il decreto proprio ieri, nella giornata del 24, quindi io da relatore del decreto torno a Messina come un soldato che ha vinto una battaglia, e quindi sono felice e orgoglioso di questo risultato, ma non per me, ma per chi ci ha sempre dato fiducia negli anni,
per questa città di Messina, per tutto questo sud. Si parte da un progetto che non è un progettino vecchio, stiamo parlando di un progetto che è definitivo, quando le menzogne a cui mi riferivo continuano a dire che non esiste un progetto. C'è un progetto definitivo che è visibile da chiunque vuole andare a visitare il sito del Ministero della Transizione Ecologica, è visibile da 2012 e si tratta di un progetto di 8.400 tavole e elaborati, quindi stiamo parlando di una cosa di un'assoluta importanza, vidimato dagli ingegneri più importanti del mondo, e dobbiamo ricordare che l'Italia fa i ponti nel mondo. Ha riscosso per 10 anni la pensione dell'anziana deceduta, sequestrati 150.000 euro a una badante, successo a Vittoria in provincia di Ragusa. Arturo Cantella. Avrebbe incassato per 10 anni la pensione della donna che aveva assistito come badante e morta nel maggio del 2012. Questa è la presunta truffa di oltre 150.000 euro scoperta dalla Guardia di Finanza di Ragusa, messa in atto dalla badante della pensionata, che è stata denunciata per appropriazione indebita. La Procura di Ragusa ha disposto il sequestro dei conti correnti bancari, degli immobili riconducibili all'indagata. Le indagini svolte dai militari della Compagnia di Vittoria hanno accertato che la donna, che aveva una delega a operare sul conto corrente della stessa, approfittando della mancata trascrizione del certificato di morte della pensionata da parte dell'INPS per un guasto del sistema informatico, abbia eseguito periodici prelievi sul conto corrente deposito intestato appunto alla defunta. Secondo le indagini delle Fiamme Gialle, dal giugno del 2012 a maggio del 2022 avrebbe sottratto dal conto corrente soldi accreditati dall'erario per complessivi 154.450 euro relativi alla reversibilità della pensione della donna e a ulteriori prestazioni assistenziali per invalidità. Con il rogo del pupazzo di Peppe Nappa, simbolo ufficiale del Carnevale, si è chiusa una delle edizioni più straordinarie del Carnevale di Sciacca, 4 giorni di feste e sfilate, di musica e allegria nell'ultimo weekend di maggio e nel primo weekend di giugno. Dopo 3 anni di fermo della manifestazione, tutto è stato rinnovato: il periodo, il sito, l'accesso, il pagamento di un ticket e l'organizzazione affidata ad un privato. È però rimasto l'amore delle persone per questa splendida festa e l'impegno e la capacità delle maestranze locali a realizzare carri allegorici belli e tecnologici, costumi di altissima fattura, scenografie e musiche eccezionali. Quasi 20.000 persone ogni sera hanno riempito la via Allende e tutto si è svolto all'insegna dell'ordine e del sano divertimento. Vediamo. Con il rogo del pupazzo di Peppe Nappa, simbolo ufficiale del Carnevale, si è chiusa in via Allende una delle edizioni più straordinarie del Carnevale di Sciacca. 4 giorni di feste, sfilate, musica, allegria nell'ultimo weekend di maggio e nel primo weekend di giugno. Dopo 3 anni di fermo della manifestazione, tutto è stato rinnovato: il periodo, il sito, l'accesso. Dietro il pagamento di un ticket, l'organizzazione ha affidato a un privato, Silvio Alessi della Meridiana SRL. È però rimasto l'amore delle persone per questa splendida festa, l'impegno e la capacità delle maestranze locali a realizzare carri allegorici belli, tecnologici, costumi di altissima fattura, scenografie e musiche eccezionali. Così, alla fine delle 4 giornate di sfilate e di spettacoli, il bilancio per tutti è stato certamente positivo. Circa 20.000 le persone che ogni sera hanno riempito la via Allende alla Pirrera, e tutto si è svolto all'insegna dell'ordine e del sano divertimento. Hanno lavorato tutte le strutture ricettive, le ristorazioni, le attività commerciali, con un buon ritorno economico per l'indotto cittadino. Il nome di Sciacca e del suo carnevale è stato riportato sulle principali testate giornalistiche regionali e nazionali. Sono stanco ma soddisfatto del lavoro che io e il mio staff abbiamo svolto nell'ottima riuscita dell'evento. Questo è il commento di Silvio Alessi, patron della Meridiana Eventi, società organizzatrice del Carnevale 2023. Nulla è stato facile, continua Alessi, e tutto si è presentato a noi in forma originale e senza uno storico da poter confrontare. Abbiamo avuto diverse contrarietà, compresa l'allerta meteo il primo giorno della sfilata, ma alla fine, continua
Alessi, tutto è andato per il meglio e sono sicuro che questa edizione straordinaria del 2023 entrerà nella storia del Carnevale saccense. Per me vedere la via Allende piena di persone che si godevano la festa con i loro bambini è stato molto positivo, di grande soddisfazione, e mi ha ripagato dell'impegno profuso in questi mesi. Sentivo il peso dell'importanza di questo Carnevale, conclude Alessi, ho lavorato senza sosta per consentirne lo svolgimento. Sono disponibili dati aggiornati al 2023 della rilevazione annuale dell'Osservatorio Turismo di Federconsumatori, che fotografano i prezzi dei lidi e dei servizi in spiaggia in tutta Italia. Per ogni regione con stabilimenti balneari, ossia Lazio, Toscana, Liguria, Sicilia, Sardegna, Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Abruzzo, Marche, Emilia-Romagna e Veneto, sono stati rilevati prezzi medi di 3-5 zone turistiche, per poi fare una media regionale ed una nazionale. In Sicilia sono stati rilevati i prezzi nelle spiagge del Palermitano, del Catanese e della nostra Trapani. Sono stati presi in considerazione i prezzi di ombrellone, sdraio, lettino, pedalò, abbonamento giornaliero, abbonamento mensile e stagionale. I prezzi 2023 in media nazionale crescono dell'11% rispetto a quelli dello scorso anno. La Sicilia segue questo trend, ma resta ancora un posto abbastanza economico dove fare le vacanze estive, pur essendo una delle mete più gettonate, come dimostra l'ormai costante caroboli estivo, e anche uno dei posti dove gli abbonamenti e i singoli servizi costano meno. Ecco i prezzi medi siciliani nel 2023 che vengono fuori: ombrellone 6 euro, sdraio 5,33 euro, lettino 6,50 euro, pedalò 7,33 euro, abbonamento giornaliero 23 euro, abbonamento mensile 381,33 euro, abbonamento stagionale 945,33 euro. Questi invece i prezzi medi nazionali: ombrellone 12,70 euro, sdraio 8,54 euro, lettino 11,79 euro, pedalò 10,26, abbonamento giornaliero siamo sulle 32 euro, abbonamento mensile siamo già sulle 718 euro, abbonamento stagionale invece siamo già sulle 2.121,43 euro. Per la maggior parte dei servizi, quindi la Sicilia è media, la più economica, numeri ancora più favorevoli se confrontati con quelli di una regione turisticamente concorrente come la Puglia, dove l'abbonamento mensile costa 1.230 euro a fronte di quello stagionale che supera i 3.000 euro. L'affitto di un pedalò quindi in Sicilia costa la metà rispetto alla Puglia e un abbonamento stagionale costa addirittura un terzo rispetto ad altre regioni costiere italiane, commenta intanto il presidente di Federconsumatori Sicilia, Alfio La Rosa. La Sicilia resta ancora accessibile a un pubblico abbastanza vasto, certamente però sono finiti i tempi in cui con 20 euro una famiglia andava in spiaggia attrezzata per un giorno intero. Federconsumatori, oltre a monitorare i prezzi delle spiagge, tiene d'occhio anche l'azione del governo regionale impegnato nella mappatura delle coste siciliane al fine di stabilire il numero e l'estensione delle concessioni da mettere a gara l'anno prossimo, così come previsto dalla direttiva europea. Questo è un tema delicatissimo e che va affrontato in modo serissimo, afferma ancora La Rosa, perché in ballo non c'è solo lo sviluppo del turismo, ma anche la tutela dell'ambiente e dei fragili ecosistemi costieri. Chiediamo ufficialmente che la Regione affronti questa fase così importante senza chiudersi nelle stanze del palazzo. I contributi delle associazioni dei balneari, di quelle ambientaliste e di quelle di tutela dei consumatori come Federconsumatori Sicilia sarebbero utilissimi per raggiungere velocemente la quadra, evitando tanto le speculazioni quanto le sterili polemiche. Il turismo ci vuole, conclude ancora Alfio La Rosa, ma non può essere cosiddetto selvaggio. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Successo per il debutto della Costa del Mito Golf Cup al Verdura Resort di Sciacca. Vediamo.
Si è svolto ieri al Verdura Resort di Sciacca la prima edizione della Costa del Mito Golf Cup con ospite d'eccezione il professor Vincenzo Schettini che con i suoi 3 milioni di follower sui social network è senza dubbio l'insegnante di fisica più conosciuto d'Italia. La gara si è disputata su una 18 buche a 3 categorie, il campo da golf numero 1 in Italia. A consegnare i premi, oltre al professor Schettini, anche il presidente del distretto turistico della Valle dei Templi, il sindaco di Agrigento Miccichè, l'amministratore Fabrizio Lagaipa, il comandante della Guardia di Finanza di Agrigento, colonnello Rocco Lopane, e il resort manager del Vergura Golf Resort, Domenico Muratore. Diversi e tanti gli atleti in gara che si sono qualificati durante le gare, che hanno visto il campo da golf del Resort Verdura con uno sfondo il meraviglioso paesaggio della Costa del Mito, 150 km di spiaggia dorate, da Selinunte a Gela, un itinerario denso di esperienze che unisce archeologia, natura, storia ed enogastronomia. Meravigliosi, bellissimi, ho scoperto una serie di posti stupendi e di tanto in tanto ho cercato di spiegare un po' la fisica legata a questi posti, no? Siamo stati nelle miniere, abbiamo visto come lì ad esempio ci sono dei motori termici antichissimi che hanno servito le città durante il periodo della guerra mondiale, siamo stati ieri dopo la Valle dei Templi a Selinunte, esattamente, un posto magari meno conosciuto della Valle dei Templi, ma con all'interno delle ricostruzioni di macchine che erano quelle che venivano utilizzate per costruire i templi stessi e quindi per tirare sulle rocce, le cosiddette carrucole, quelle che la fisica chiama carrucole. E poi questo posto stupendo, molto simile ovviamente alla terra mia, se volete, no? Io vengo dalla Puglia, quindi insomma le vibes mi arrivano tutte dritte, bellissimo, bello, bello tutto, la gente soprattutto. Non solo da esplorare, ma io ho consigliato questo durante le storie, cioè è importante, noi in Italia abbiamo tantissima storia, cultura, questa storia va fruita in maniera attenta. Quando si va in un posto in cui ci sono delle guide, delle persone preparate che possono spiegarti, farti vivere quel posto al meglio, bene, questo tipo di cose vanno sfruttate. Guida fisica, audioguida, studiarsi su un canale YouTube qual è la storia della Valle dei Templi, fatelo, perché è importante fruire della cultura in maniera consapevole. Questa è una cosa che auguro a tutti quanti in estate, non solo ai miei studenti, ma anche a noi persone adulte, cioè di vivere i posti estivi non solo per rilassarsi, ma per acculturarci, perché è importante, abbiamo talmente tanto in Italia, qui in Sicilia in particolare, che non va sprecato, anzi va compreso, capito? Siamo molto felici di avere avuto modo di sponsorizzare questa prima edizione della Costa del Mito Golf Cup che si svolge al Verdura Golf Resort Roccoforte qui a Sciacca, che è una delle perle della Costa del Mito. È un'occasione per celebrare l'eccellenza di questo territorio che proprio in questi giorni ha visto un dato importantissimo, cioè è la destinazione italiana che maggiormente è cresciuta nella post-pandemia, cioè mentre la Sicilia genericamente è rimasta, diciamo, invariata rispetto al 2019 come presenze turistiche, invece la zona della Costa del Mito che noi promuoviamo ha avuto una crescita addirittura del 12,6%. Significa che le persone sono rimaste mediamente 3 notti sul nostro territorio e questo ci gratifica in modo particolare perché è un dato che oltre a premiare economicamente, perché ogni permanenza si traduce in pernottamenti, cibo, souvenir, ingressi e quant'altro, ma è un dato che ha la caratteristica della solidità, cioè non sono arrivate più persone, non sono soltanto arrivate più persone, ma quelle che sono arrivate si sono trattenute di più, per cui hanno visto le nostre attrattive, hanno scoperto anche i borghi, l'enogastronomia, la cultura, quindi non soltanto quel turismo mordi e fuggi che è il veleno, diciamo, dell'industria turistica. Siamo molto contenti, è un risultato che sicuramente può essere accreditato al distretto turistico e alla DMO, appunto, come si denomina adesso, e che vede, diciamo, la sua origine nella collaborazione che a suo tempo si iniziò, lasciatemelo dire, con Lillo Pisano, che a quei tempi era nel gabinetto dell'assessorato al turismo,
e che inizialmente subito ha creduto nel nostro progetto, creando i presupposti per questa sinergia che oggi vede questi risultati per il bene di tutto il territorio, per cui siamo molto orgogliosi, siamo molto contenti, oggi è un giorno di festa. Siamo qui al Verdura, una costa meravigliosa, campi di golf bellissimi. C'è stata anche la presenza del grande fisico Vincenzo Schettini, che ha più di 1 milione di followers. È importante qui la sua presenza, abbiamo effettuato anche le premiazioni dei vari atleti che si sono cimentati stamattina qui in questo torneo. Un torneo che parla della Costa del Mito. La Costa del Mito sono 150 km che siamo riusciti a coinvolgere da Selinunte a Gela. Abbiamo coinvolto quindi l'intera provincia di Agrigento, ma anche le province di Trapani e Caltanissetta, questo per dimostrare l'unione fa la forza. Agrigento ha raggiunto l'obiettivo, l'opportunità, mi correggo, di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, proprio perché si è dimostrata unita e ha portato il patrimonio culturale dell'intera provincia a Roma, trasferendolo in un dossier dove si parla proprio di Agrigento, Lampedusa e la provincia, e poi si parla anche di accoglienza, di integrazione, di relazione tra i popoli tra le varie etnie del Mediterraneo. Questa è stata la nostra forza, allora dobbiamo essere bravi, oltre ad aver raggiunto questa opportunità, a riuscire a farci trovare già pronti, preparati per il 2025. Niente, volevo ringraziare Agrigento, abbiamo appena finito la gara del golf di Costa del Mito, bellissima esperienza, bellissima giornata, ci ha supportato anche il sole, fantastico, con la presenza del sindaco e di tutti quanti. Che dire, una giornata strepitosa, sono contento, vi ringrazio di avervi qui, di averli avuti tutti quanti qui e spero di ripeterla presto. Scuola Urso di Favara dedicata ad Andrea Camilleri, insorgono i bersaglieri, ci racconta tutto Giuseppe Moscato. Il cambio di denominazione dell'Istituto Comprensivo Bersagliere Urso Mendola di Favara, che da qualche settimana ha assunto il nome di Istituto Comprensivo Andrea Camilleri, in omaggio allo scrittore Empedoclino, papà del commissario Montalbano, è diventato un vero casus belli ed è proprio il caso di chiamarlo così. A puntare il dito contro la nuova denominazione che ha estromesso l'eroe favarese, medaglia d'argento al valor militare, è l'Associazione Nazionale Bersaglieri, sezione di Agrigento, presieduta da Andrea De Castro, che stigmatizza la decisione del cambio denominazione ed addirittura ne chiede la revoca per tenere sempre vivo il ricordo del bersagliere di Favara, Giuseppe Urso, eroe di Custozza, morto sul campo di battaglia e decorato con la medaglia d'argento al valor militare. Sentiamo proprio il presidente De Castro. La Nazionale Bersagliere di Agrigento non è d'accordo perché si è voluto togliere la denominazione ad un illustre cittadino di Favara, un bersagliere che è caduto nella battaglia di Custozza nel 1866 e ha dato la propria vita per far sì che avessimo l'Italia che oggi abbiamo. E non ritengo né opportuno né corretto fare un'operazione di questo genere per intitolare la scuola ad un cittadino empedoclino contemporaneo che avrebbe avuto maggiori opportunità per avere qualcosa di intitolato come ben merita. E la cosa che mi stranizza che questa operazione è stata fatta a danno non solo del bersagliere Urso ma di altri 2 illustri cittadini favaresi. Io non capisco come mai l'amministrazione comunale abbia avallato un'operazione di questo genere, non capisco nemmeno come mai i dirigenti scolastici che hanno voluto fare questa operazione inopportuna abbiano fatto questa scelta così in piena serenità, senza valutare i danni che avrebbero portato alla cittadinanza, alla città di Favara, che ha degli uomini illustri ai quali poter dedicare scuole ed altro, anziché cercarli al di fuori della propria città. Questo era il mio rammarico e il mio sdegno, che manifesterò in tutte le occasioni. Che cosa chiedete allora?
Ma noi chiediamo la revoca non vedo altra soluzione. Il nome dell'eroe favarese, così come quelli del barone Mendola e del capitano Vaccaro, ribatte la dirigente Rosetta Monreale, non sono stati cancellati. I vari plessi dell'istituto, infatti, rimangono ognuno con la propria denominazione, poiché l'intitolazione ad Andrea Camilleri è riferita all'istituto comprensivo nel suo complesso. Sentiamo la dirigente. Innanzitutto è giusto puntualizzare che la scuola primaria Bersagliere Urso è rimasta come intitolazione. È cambiato la denominazione da Istituto Comprensivo Bersagliere Urso Mendola in Andrea Camilleri. Perché questa scelta? Questa scelta è stata fortemente voluta ed è una decisione unanime, collegiale, partita innanzitutto dal collegio dei docenti per poi finire in una delibera in consiglio d'istituto. Una volta finito l'iter, tutto poi è passato nelle mani del nostro ambito territoriale, Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia. Unanime, collegiale, perché la nostra scuola non aveva un'identità. Bersagliere Urso Mendola, quindi abbiamo voluto dare una forte identità, una nostra impronta, dando a un grande scrittore dove nei suoi libri si trapela il suo senso civico, il suo senso della legalità, e quindi vogliamo trasmettere questo suo modo così alla mano, alla portata, diciamo tra virgolette, dei nostri alunni, perché dobbiamo andare dietro agli stili di apprendimento dei nostri cuccioli, ed è stato anche questo una scelta. Poi io, per quanto riguarda la polemica che stanno facendo i bersaglieri, io lancio una mia iniziativa, anzi una nostra iniziativa. La storia non viene cancellata, anzi la storia si può fare benissimo attraverso dei laboratori che possiamo istituire all'interno della scuola, anzi addirittura lancio l'iniziativa facendo una serie di eventi all'interno della biblioteca ubicata all'interno del plesso Bersagliere Urso, invitando mensilmente i bersaglieri e raccontando attraverso le loro fonti orali la storia di Bersagliere Urso. Al via con il ripristino della voragine nel piazzale della scuola Federico II del villaggio Mosè ad Agrigento. Vediamo. L'assessore Gerlando Principato del comune di Agrigento informa che il ripristino della voragine scarico acque meteoriche e pulizia vallone nel piazzale della scuola Federico II sarà infatti chiusa nei prossimi giorni. La grande voragine che si è aperta lo scorso febbraio nel piazzale del plesso Federico II vicino all'istituto comprensivo Rita Levi Montalcini, al villaggio Mosè, si è infatti concretizzata la cosiddetta consegna dei lavori e la contestuale consegna delle aree alla ditta. Avevamo preso l'impegno, afferma l'assessore Principato, di procedere con urgenza al ripristino della voragine e così come tenuto conto degli attori in causa. È stato, nei giorni immediatamente successivi al cedimento del mando stradale, i tecnici del comune, della polizia locale, del gestore idrico AICA ne avevano accertato la causa, ovvero l'ostruzione e quindi il successivo cedimento del sistema di raccolta delle acque, dunque nessun nesso con la pioggia o le infiltrazioni, come si era ipotizzato in un primo momento. Adesso si procederà con la pulizia del canale naturale esterno al perimetro della scuola e il recettore finale del sistema di raccolta delle acque oggetto dell'intervento. Contento il sindaco Miccichè, che afferma come siamo riusciti in poco tempo a impegnare le somme sulle tematiche relative all'edilizia dei complessi scolastici. Continua a dare i risultati sperati l'impegno del mio assessore Principato, un plauso anche agli uffici di edilizia scolastica con il capo geometra Galletto, coadiuvato dal geometra Sallì, in grado con il dirigente Avenia di fare in modo che partissero nel più breve tempo possibile i lavori di messa in sicurezza necessari a far rientrare nella normalità l'uso del piazzale da parte della scuola, ripristinando gli spazi alla normale fruibilità. Parliamo adesso del progetto di recupero del centro storico del comune di Motta d'Affermo in provincia di Messina. L'intervento è reso possibile dal finanziamento PSR Sicilia, dalla volontà dell'amministrazione comunale e dalla cooperativa Cara Sicilia. È un esempio di come sia possibile avviare un percorso di rigenerazione urbana nei piccoli borghi riutilizzando le abitazioni dei centri storici. Vediamo.
Sospesa tra cielo e mare, la Sicilia racchiude al suo interno piccole gemme rappresentate da antichi borghi ricchi di storia e tradizione, da quelli verdi e incantevoli dell'interno fino ai suggestivi paesaggi dei borghi marittimi che regalano al visitatore il fascino immutato del tempo passato. Nella splendida Valle dell'Alesa, tra i Nebrodi e le Madonie, sorge il piccolo borgo di Motta d'Affermo. Fondato da un piccolo nucleo di abitanti provenienti dall'antica città di Alesa, nel luogo venne successivamente realizzato da un gruppo di bizantini il casale di Sparto. Nel 1380 il cavaliere Muccio Albamonte, divenuto signore e barone di Sparto, cambiò il nome della località in Motta di Muccio di Fermo, da cui l'attuale Motta d'Affermo. Non ti invitiamo a venire in vacanza, ti invitiamo a venire in villeggiatura, perché la vacanza nell'idea, diciamo, dell'uomo del terzo millennio è un'idea di mare, di divertimento, di ballo, di cose notturne, comunque un'idea di sregolatezza. L'idea della villeggiatura è invece un'idea personale. Ognuno di noi si costruisce la villeggiatura a sua immagine, quindi se uno ama il trekking fa il trekking, se ama la fotografia fa fotografie, se ama la pittura magari dipinge, se vuole riposare riposa, perché nessuno lo obbliga a doversi alzare alle 8 di mattina per dover andare in piscina a fare gli esercizi. Quindi da questo punto di vista la villeggiatura riprende un po' quello che era il concetto romano degli ozi, e quindi del rilassarsi, del riposarsi. Questa è la proposta che noi facciamo. Abbiamo scelto la base di Motta d'Affermo per conoscere tutta la Valle dell'Alesa, una valle nella quale è presente la città storica romana di Alesa, che era così povera che si poté permettere di pagare un avvocato come Cicerone, ed era così ricca da potersi permettere la nascita di 6 paesi, che oggi sono la Valle dell'Alesa. Uno di questi paesi è Motta, un altro paese è Tusa, un altro è Castel di Tusa, un altro è Castel di Lucio, un altro è Pettineo, Mistretta, Reitano e Santo Stefano di Camastra. Ognuno di questi paesi ha una sua identità e quindi è possibile ogni giorno scoprire un'identità diversa, è possibile ogni giorno scoprire un monumento diverso della Fiumara d'Arte, che è una delle realizzazioni del Novecento, o se volete, sì, del secolo scorso, che ha caratterizzato la presenza dell'uomo in questa valle con opere, diciamo, di tipo moderno, e quindi da questo punto di vista uniamo antichità e modernità in un unico territorio, e quindi la gente può ragionevolmente anche fruire del mare, e di un mare importante perché è riconosciuto internazionalmente come un mare pulito, che non è poco. Calcio dovrebbe essere Marco Coppa, il nuovo tecnico dell'Acragas in Serie D. Ci racconta tutto Carmelo Lentini. Gira insistentemente voce che il prossimo allenatore dell'Acragas, in sostituzione di Nicolò Terranova, potrebbe essere un altro giovane emergente del calcio siciliano. Si tratterebbe, parliamo sempre col condizionale, di Marco Coppa. È nato ad Acireale, 45 anni, il prossimo mese di agosto, classe 78. La scorsa stagione ha allenato a Taormina in Eccellenza B, classificandosi al terzo posto. Un passato da calciatore, ha vestito le maglie di Acireale, Atletico Catania, Pescara, Giarra, mentre da allenatore ha diretto squadre come Taormina, lo stesso Giarre, Siculo Leonzio, Atletico Catania, Biancavilla. La sua firma dovrebbe avvenire nelle prossime ore e sarà questa anche l'occasione di conoscere il nuovo staff tecnico e chiaramente capire anche quali saranno i propositi bellicosi dell'Acragas per la prossima stagione di Serie D. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto!